400 persone presenti e 300 collegate da remoto per il convegno Salute oltre la città, promosso dall'ULSS 1 Dolomiti e svoltosi a Feltre, ha avuto come tema il futuro della sanità di montagna, con proposte per rispondere in maniera puntuale ed efficiente alle esigenze di chi vive le comunità montane. Certo, le distanze che si notano qui in montagna su una città non le abbiamo, insomma, no? E quindi anche il tema distanze gioca un ruolo fondamentale importante. Qua lo copriamo ad esempio con un elisoccorso per quanto riguarda l'emergenza urgenza, lo copriamo con una rete di ambulanze sul territorio molto più ramificata che se non appunto nel territorio cittadino e così via. Oggi abbiamo una situazione nazionale, regionale molto in crisi per quanto riguarda il sistema sanitario. Abbiamo una forte denatalità e invecchiamento della popolazione che in montagna è sentito ancora in maniera molto più forte, quindi dobbiamo ripensare i modelli organizzativi, cioè il collegamento tra ospedale e territorio, il potenziamento della medicina territoriale in tutte le sue fasi, proprio perché sappiamo abbiamo una popolazione cronica con patologie molto specifiche che deve essere seguita e presa in carico continuamente. La gestione dell'emergenza e urgenza, la medicina territoriale, l'assistenza ospedaliera, le nuove tecnologie, sperimentare modelli innovativi per migliorare la sanità. Il pensiero è sempre quello di mettere al centro l'utente, il paziente, le sue necessità e di garantire non tanto delle strutture con una certa distribuzione, ma il fatto che ci sia un accesso a queste strutture nei tempi adeguati alle sue esigenze. Quando si è giovani, ricchi e in buona salute, problemi non ne abbiamo e non chiediamo alla pubblica amministrazione di risolverceli perché siamo in grado di farlo da soli. Il problema è che se le società invecchiano, cambiano la loro struttura, questo aspetto qui della giovinezza, della salute e della ricchezza non c'è più e quindi abbiamo bisogno degli altri. Paesi come Cortina hanno picchi di presenze di milioni e milioni di persone durante l'anno. Questi sono elementi, leve che dovrebbero essere utilizzate per capire che non esiste solo una vita nelle città. Sicuramente va riconosciuto quello che di positivo si sta facendo, da lì si parte per colmare per quanto possibile la parte vuota del bicchiere, che vuol dire cercare di migliorare continuamente i servizi, le modalità di erogazione degli stessi. Questo è il primo di tanti appuntamenti, un laboratorio di proposte e idee.